4 giornate dal termine, il Federico Mario Boero è crocevia di destini incrociati, di viaggiatori che sognano i playoff e viaggiatori già comodi sul convoglio. Il San Gottardo si presenta alla fermata munito di un bagaglio pregno di un pari e 3 successi consecutivi, con una tabella e calcolatrice per studiare tutti gli eventuali sorpassi di fronte ad una Figempa che invece può vantare 3 punti di vantaggio in classifica e una valigia di un pari e 4 successi consecutivi. Lucano dopo soli 14 minuti è costretto alla respinta, non fidandosi della presa sul destro sporco di Apicella, mentre 2 minuti dopo arriva la replica immediata del capocannoniere Alan Trocino, contratto in corner da Lodi. Al 18esimo però il San Gottardo a sfondare sugli sviluppi di un corner corto con la volée di Trincarico, forse non irresistibile, che gioca alla sponda con il palo per poi infilarsi alle spalle di Lucano. I biancorossi cercano immediatamente il raddoppio, ma il destro a giro di Serpe non è ben calibrato. 40 secondi dopo, minuto 32, alla prima occasione la Figempa gela il Federico Mario Boero con il servizio in verticale di Carboni per l'inserimento di Alan Trocino, che fulmina Burri sul palo lungo. È il 26esimo centro in 27 gare di campionato, considerando che però la punta è rimasta diversi turni ferma per infortunio. 10 minuti dopo è sempre l'asse Carboni-Trocino a rendersi pericolosissimo con l'imbucata del rapido esterno per il centro boa che lavora palla di tacco, concludendo con il sinistro di poco sul fondo. Il destro di Carboni, datato quarto, apre la scena della ripresa filmata e montata da Enrico Figus. Al 16esimo invece la Figempa velenosissima con la palla del sorpasso sul piede di Alfarone, che si fa però ipnotizzare da Burri prima che Bosio venga fermato in posizione irregolare dal signor Frunza di Novi Ligure. Al 27esimo un'azione da biliardo griffata Serpe, giudice Pili, è forse l'occasione sino a questo momento più ghiotta per il vantaggio biancorosso, con il colpo di testa dalla punta fuori misura. E ancora Pili al minuto 28, un minuto dopo, a lavorare in proprio, ma il suo sinistro si spegne sul fondo con Lucano fuori tempo. Ma è al 34esimo che si palesa la chance più grossa, ancora con Pili che viene cinturato, lascia correre il direttore di gara, rigore in movimento per Serpe, con Sfera che si spegne diversi anelli sopra la traversa. Al primo dei 3 minuti di recupero concessi, Pretolesi è costretto a fermare al limite l'indiavolato Serpe. Inevitabile il doppio giallo per il difensore, che anticipa di 3 minuti l'ingresso negli spogliatoi, ma è un'espulsione ben spesa, perché San Gottardo Figempa termina 1-1. Vista la mole di occasioni, specialmente nella ripresa, il pari è un risultato che forse sta più stretto al San Gottardo e avvantaggia la Figempa, che quindi si protegge dall'assalto dei biancorossi. Io ringrazio per il supporto Andrea Boeris, cui chiedo un flash. Una gara comunque ben giocata dal San Gottardo, che può recriminare per le tante occasioni avute e per non poter portare a casa 3 punti che forse avrebbe meritato, e in chiave playoff sarebbero stati molto utili.